Donne vessate, donne forti, donne operose, donne coraggiose, donne prigioniere, donne sorprendenti, donne ferite, donne determinate, donne libere, donne straordinarie. Mento in su, spalle in giù, capello raccolto, discorso occolto, culito stretto, stringi il corsetto. Coglio, odio il corsetto. Che quando sta sentata, composta, ai banchetti e mangi compostamente, come una scrofa te senti esplotare. E vai ad incipriarti il naso. Niente vorresti soltanto strapparti la sveste di dosso e gritarli in medio sullo scampo di corsa. No. Las reglas. Sempre ci sono delle regole per la tavola e la conversazione, la toletta e il portamento. Persino per andare alla latrina, accesso lì ci sono delle regole. Retta, dritta con la schiena, pierna unita come una sirena. Pancia in dentro, a media, non c'è rientro. Metto in su, spalle in giù, sempre sì cortese ed educata, mai sguaiata. Con lo dito sorreggi il bicchiere, porgi la mano a gentil cavallero. Sì, cavallero, quello stramaledetto cavallero che il diavolo se lo moffa. ¿Y vosotros? ¿Qué habéis de mirarme vosotros? Vorrei vedere voi nella mia situazione, sempre gentil y educata. Anche quando una sottospecie di gentiluomo, besándote la mano, te insuffia il dorso sputacciandolo con los labios sumidizios. Y después se vuole tenerte compagnia en la passeggiata. Che coño, che tedio, che aburrimiento. Dritta con la schiena, pierna, unidas come una sirena. Y después comincia raccontándote una novela. Madre de Dios, la mejor novela que habéis imaginado. Y como se no bastasse, a volte te la susurra nell'orecchio quando la scena se hace muy dura, más caliente. Su hálito mefítico, quello sul cabrón borracho, oretta! Ispirazione? Si corte, sorridi, mente in su, spalle in giù, non ce la facevo più. Lui che mi raccontava le storie di un certo Ciappellotto, e rideva e la panza ballonzolava, e più rideva e più ballonzolava, e non si entendía nada. No se recordaba los nombres, lugares, personajes, nada de nada. Y después me pregunta, ¿cosa diría señorita Oretta se la acompañaría? Diría
Messer, questo vostro caballo tiene demasiado duro troto y por eso prefiero irme a pies. Que traducido en un lenguaje menos cortés sería tace mólame, déjame en paz, ¿qué cojones? Ah, ma lui niente. Ha continuato a raccontare e essendo io sempre gentile e educata ho continuato a escuchar cordialmente la captivante narración. Y por mejorar la situación, él tenía el mocho al naso. Ama que tirava su el ritmo scandito, dos palabras su. E dopo i sensi poi mi decía algo como: ma voi cavalcate? Avete mai cavalcato uno stallone? Mi gustaría cavalcare il mio del stallone. Ma quale stallone? Stallone che non te lo ritrovi neanche più quando vai a pisciare con quella parte. Maldito cabrón tricheco. Siempre si cortese y educada, más guayata, con dos ditos regge il bicchiere, porgi la mano al gentil caballero. Se per volarle uno schiaffo en la cara y escapar lejos a través de los campos de colza y buttarme en el Río Grande, inuda, hasta llegar a la riva de Granada, inuda, spettinata, sin cipria, né corsetto, né scarpete, nada de nada. Madre de Dios, moreta, calma, c'è gente, recompónete. Que no está bien alzar el tono de la conversación. Alzare il tono durante la conversazione e perdere il controllo. Capello raccolto, discorso colto, colito stretto, stringi il corsetto, mento in su, spalle in giù, fa la giravolta, fa l'altra volta, fa la reverencia, fa la penitencia. Sí, me pento, me duelgo de todos mis pecados. A medianoche dentro, mento in su, spalle in giù, capello raccolto, discorso colto, colito stretto, stringi il corsetto. Coño, odio il corsetto! E ora ho finito, ándale. Un attimo arrivo, un attimo solo, mannaggiami, e mi scappa sempre il momento. Arrivo. Buonasera, mi scusi un attimo, dice che non sempre il bagno, sempre il bagno. Bevo, da dietro. Tanti problemi, signor. Con l'età, la prostata. Una denuncia di furto. Sono qui per questo, per raccogliere la denuncia avvenuta nel posto giusto. Qui facciamo tutto. Allora, facciamo un verbalino. La qui presente, caro tenuto Francesca, nata a Napoli ed ivi residente, sporge denuncia per il furto avvenuto presso la di lei abitazione ubicata in Napoli alla via Po 84. Allora, signorina, io ora le farò delle semplici domande, ecco, proprio per capire, in modo che poi dopo noi poliziotti e acciuffiamo il ladro, subito io l'ho risolto i furti, non sapevo. Allora, qualche domanda facile giusto per capirci. Che cosa le è stato rubato subito? Tutti i miei sogni. Tutti i miei soldi del valore complessivo di euro? No, non i miei soldi, i miei sogni. Ah, i sogni. Va bene. Tutti i miei sogni nel numero di 2, 3, 4, 5, quanti sogni? Tutti quelli che avevo. Tutti quelli che può avere una ragazzina che si affaccia all'età della giovinezza. A me non è rimasto niente, solo tanto freddo. Un po' più completo. Tutti i miei sogni, freddo, giovinezza, non è vero? Allora, signorino, mi raccomando, perché può essere importante, mi dovrebbe dire più o meno quando è che è avvenuto l'ora del crimine, che io ho visto tutte le puntate dal crimine, io poi capisco. Da quando avevo 15 anni.
Signorina, non riesce ad essere un attimino un po'... Io non dico di sapere proprio il giorno del furto, ma un po' più precisa. Cerchi di capirmi, brigadiere. Io ho impiegato una vita per dimenticare e lei ora mi chiede di essere precisa. Io non posso dirle né il giorno, né il mese, né l'anno. Solo da quando avevo 15 anni. La denunciante è lei, che cosa fa? Io mi attengo, che cosa fa? 2024, meno 15. E che so? Il reato è continuato, facciamo così. Reato continuato da quando aveva 15 anni fino alla data odierna, 2024. Allora, signorina, ora mi descriva questi sogni, ecco, mi parli dei sogni. Lei Non so nemmeno da che parte cominciare. ma cominci da quelli più importanti, mi parli dei sogni più importanti. L'amore. Ma l'amore è generico, io ho bisogno di sapere le dimensioni, il colore, la foggia. Un amore grande. Un d'amore. Fermo. Numero un amore pari all'apertura alare della suddetta denunciante. Qualcos'altro? Un amore fatto di piccole cose, di cose semplici. Suppelletti di cose di valore non quantificabile. Andiamo avanti. È scomparsa la fiducia in me stessa e negli altri. Numero una fiducia in se stessi, quella dell'altro non la posso mettere perché non è di proprietà, poi il capitano su cazzo di me, una fiducia. Ancora? Sì. È scomparsa, è stata rubata anche il ricordo di una mano che ti prende e dice afferrami, abbi fiducia di me, non avere paura. Una mano. Numero una, la descrizione è irrilevante o verbale, a me serve di sapere una mano sinistra della denunciante. Andiamo avanti, qualche altro particolare sul furto? Sì, è scomparsa anche, è stata rubata. Una cosa che ti accorgi quanto è importante solo quando non ce l'hai più, è il ricordo di una canzone, ha presente brigadiere? Chi non ha una canzone del cuore, a me piace molto quella che fa parlami d'amore. Mariù, tiene presente? No, ma a me è stata rubata. Numero una, canzone di autore imprecisato, non si ricorda il titolo. Bene, signorina, ma ora mi dica, ma sti sogni, no? Ma dove erano custoditi? Che ne so, li aveva sotto al letto, in da un bufanetto, in da una casciaporta, da qualche parte? Nel profondo del mio cuore. Ma c'era l'allarme! Mi fidavo, gliel'ho detto. E Già. poi una mattina mi sono svegliata e mi sono accorta che non era rimasto più nulla, che ero stata derubata dal profondo del mio cuore. Mai fidarsi, mai fidarsi! Ascolti me che potrei essere suo padre. Posso avere un bicchiere d'acqua? Lei per ora mi deve dire tutto. No, lei ora me lo deve dire. Me lo deve raccontare. Ma cerchi di capirmi, brigadiere. Ero giovane. Che ne sapevo io dell'amore? Quando si è piccoli, si è giovani, l'amore lo si conosce solo dai racconti della nonna davanti al camino. E poi in questo gioco il potere c'era anche più forte. Io non posso dirle altro. So solo che una mattina mi sono svegliata e mi sono accorta di essere stata derubata di tutti i miei sogni. Abbiamo finito. Finisco il verbale. Quello lei ha il suo.
come se l'avesse scritto lei. Napoli, 8 marzo 2024. La qui presente, caro tenuto Francesca, nata a Napoli e ivi residente, dichiara di aver subito atti carnali dal di lei padre e di esserne stata profondamente annientata nel corpo e nell'anima. Mamma! 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 Cosa c'è? Cosa urli? Che cosa vuoi? Scusa mamma, mi spieghi? Shhh. Io non ti spiego proprio nulla, io ho da fare, devo pulire, questa casa è un macello, uno schifo, guarda, se me ne vado via io da questa casa non so dove andremo a finire. Io non ce la faccio più, ma da un giorno all'altro, bocca mia, papi, star zitta. Che macello. Sì, ma viene qualcuno, che figura ci facciamo? Io non so se vi rendete conto, ma io all'età di 18 anni ho scoperto che mia madre non puliva a casa tanto per noi che le volevamo bene e con lei ci abitavamo. No. Lei puliva a casa per questo ipotetico qualcuno che doveva arrivare senza aver chiamato o mandato un messaggio, un telegramma, niente! Chi sei tu? Ma cosa vuoi tu da noi? Tutta una vita in apprensione. Un rumore. Uno stridio nel cuore della notte. Ehi, che è? È uno che sta qui di fronte. Madonna mia, che angoscia. Tutta una vita in ansia. Ehi. Il pigiama. Si lascia così il pigiama. E se entra qualcuno e lo vede, dica è droga, è pigiama. Ti pare a te, ti pare. Scostumato. Le ciabatte? Di chi ha posto le ciabatte? E se entra qualcuno da un momento all'altro, può citofonare almeno questo qualcuno? Tutta una vita in ansia, tutta una vita in agitazione, tutta una vita in attesa di questo qualcuno. Però noi, in attesa di questo qualcuno, e noi si pranzava e si cenava. Strano, no? Che poi uno dice, siete in attesa di qualcuno, lasciate perdere, saltate pranzo e cena, domani un altro giorno. No. Lui si pranzava, si cenava, poco, perché ma adesso mi metto a cucinare. Si cucina se viene qualcuno. Che senso ha? Siamo solo noi? Dai, su, dai. Dai che vi ho preparato un piatto freddo. A dicembre. Perché c'è un tempo per fare i piatti freddi. Dai che vi ho preparato un po' di insalata di riso. Cosa ci hai messo dentro? Oh, cosa ci ho messo? Quello che ci va ci ho messo. Ho pulito il frigo, che sennò poi la roba va male e fa brutto. Cosa ci ho messo? Quello che ci va. 2 peperoni, un po' di scarola, un po' di torta, 2 pastrelle avanzate,
mezzo litro di aranciata, quel poco di spumante svampito, mezzo dado, un limone, 2 uova sode e la mozzarella. La mozzarella! Beh, era scaduta. Da che ti voglio un cinquino? La mozzarella scade. Era un po' verde, ma scaduta da quando, in quale mozzarella scade? Ma c'è scritto sulla confezione. Fammi leggere un po'. Dammi qua. Qua non vedo. Qua non leggo. Qua non c'è scritto. Dai, leggi tu. La mozzarella va consumata preferibilmente entro maggio. Beh, siamo a dicembre. Entro maggio, preferibilmente. Se uno preferisce consumarla a dicembre o gennaio dell'anno dopo, saranno un bel po' affaracci suoi. Dai, su, dai, sti lussi, dai. Senti qua che profumo. Pensa chi non ce l'ha. Magari non averci la sta insalata di riso. Dai che quello che non strangola ingrassa, dai che ne ho fatto 3 kg, tanto che ci vuole. A 30 persone ci vogliono per finire 3 kg di insalata di riso. Dai, su, dai. Poi adesso mi hai fatto venire proprio una bella idea. Ci metto anche il riso, sì. Sfragno quei po' di supplì che abbiamo avanzato l'altro giorno e siamo tutti quanti belli a posto. Dai, su. Buttiamo giù questo poco di veleno e poi ce ne andiamo tutti quanti a dormire belli freschi. Dai, su, andiamo in cucina. E lì io provavo a dire, scusa, ma non potremmo andare a mangiare? Adesso andiamo in sala da pranzo. Sala da pranzo si va se viene qualcuno. E noi chi siamo? La ciofeca della famiglia, e allora tanto vale, cambiamo nome alla stanza, al posto di chiamarla sala da pranzo la chiamiamo sala di qualcuno, così quando arriva sa già che è la sua, ci evitiamo di pulire l'intera casa e siamo... Dai su, dai, che qua è tutto pulito. Dai, andiamo in cucina. E noi stiamo in cucina. Però noi, sì, avevamo una bella cucina, Oh, lunga e stretta. Lunga e stretta. Un'intercapedine rubata al condominio, sapientemente ripiastrellata, in cui noi si pranzava e si cenava. A turno, perché è lunga e stretta. Prima io e mio padre e mia madre sulle scale, poi ci si invertiva, i piatti erano tutti scompagnati, tutti diversi, non si somigliavano neanche per colore. E anche lì provavo, ma scusa mamma, ma non potremmo usare i piatti? Adesso usiamo i piatti del servizio. I piatti del servizio si usano se viene qualcuno. Domanda stupida che ho fatto. E i bicchieri non si somigliavano neanche in altezza. Mio fratello beveva nel bicchiere della cioccolata, quello con i puffi disegnati sopra. A mio padre era capitato un vaso cinese che sembrava un bicchiere. Io ho sempre bevuto nel bicchiere del San Viter, non so se avete presente, quello tutto in vetro, quello che sembra pieno, ma non lo è. Scusa mamma, mi dai un po' d'acqua? Mamma, me ne dai un altro po'? Grazie. Mamma, me ne dai un altro po' ancora? Tu bevi troppo e poi sudi. Come sudo che l'acqua non mi è arrivata neanche qua. Dai, su, dai che in caso, domenica, ma in caso, vi faccio il pollo con le patate che vi piace tanto. Allora ecco, noi pollo con le patate non è che piacesse poi tanto, però capirete anche voi, dopo una settimana di insalata di riso, giusto per cambiare, ci saremmo mangiati anche i calcinacci. Così come domenica arrivava, così mia madre preparava il pollo con le patate. Però lei, pollo con le patate, non è che lo cucinasse tanto in forno.
perché diceva che il pollo in forno schizza. La pelle del pollo in forno schizza. Dice si sa, il pollo in forno schizza. Allora io a scuola ci sono stato. In scienza avevo 5, avevo sempre sentito che il pollo pigolava, che il pollo stava nell'aia, che il pollo beccava, ma che schizzasse, no, non l'avevo proprio mai sentito. Chissà che razza di pollo comprava mia madre al discount incrociato con un lama tibetano. Così come il pollo con le patate entrava nel forno, così vi usciva. 1 minuto ci stava. E dice, il pollo è un po' crudo. Il pollo è vivo e si sta mangiando le patate. Dai, che in caso venerdì, che è Quaresima, perché a casa nostra, per far bella figura con gli altri, poteva essere venerdì, tutti i venerdì dell'anno potevano essere. Vi faccio la trota al cartoccio che vi piace tanto, che è anche la ricetta di zia. Appunto, di zia è la ricetta, non la tua. Se il pollo un po' in forno c'era stato, alla trota gliele avevano detto che il forno era acceso, l'aveva visto con il binocolo, tant'è che la trota era viva e si muoveva con il cartoccio, era un cartoccio semovente, e quando aprivo il cartoccio per mangiarlo, la trota sembrava guardarmi con 2 occhioni grandi così pieni di lacrime, sembrava dirmi: ti prego, buttami al secchio, dammi al gatto, fammi morire, ma non lasciarmi in questa lenta agonia, che se chiamo il WWF mando in galera tutte le palazzine. Beh, noi si cenava tranquillamente, si beveva, mio padre guardava la TV, giusto lui che era davanti, la TV era in fondo. In realtà la TV non era neanche la nostra, era la TV della palazzina della signora che stava di fronte. Però a un certo punto mio padre ai titoli di testa si addormentava. Nel senso che ai titoli di testa si addormentava sul tavolo, dove c'erano tutte le molliche di pane, e a un certo punto, quando si svegliava di soprassalto, si alzava e aveva tutto sulla fronte incastonate le molliche ed esordiva con: ce ne andiamo tutti quanti a dormire? E noi si andava, tutti tranne mia madre. No, oh, no, andate pure voi, sì. Oh no, io devo sistemare la sera, oh mamma mia, quante robe da sistemare, devo fare questi 4 piatti. Oh, non posso dormire con quest'ansia, sia mai viene qualcuno. C'è una radio che suona, ma solo dopo un po' la sento. Solo dopo un po' mi rendo conto che c'è qualcuno che canta. Sì, è una radio, musica leggera, cielo, stelle, cuore, amore. Amore. Ho un ginocchio, uno solo piantato nella schiena, come se chi mi sta dietro tenesse l'altro appoggiato per terra. Con le mani tiene le mie forte, girandomene all'incontrario, la sinistra in particolare.
Non so perché. Mi ritrovo a pensare che forse è mancino. Non sto capendo niente di quello che mi sta capitando. Ho lo sgomento addosso di chi sta per perdere il cervello, la voce, la parola. Prendo coscienza delle cose con incredibile lentezza. Dio, che confusione! Come sono salita su questo camioncino? Ho alzato le mani una dopo l'altra, dietro la loro spinta. Mi hanno caricata loro, sollevandomi di peso. Non lo so. È il cuore che mi sbatte così forte contro le costole, ad impedirmi di ragionare. È il male alla mano sinistra che sta diventando davvero insopportabile. Perché mi la storcono tanto? Io non tento nessun movimento, sono come congelata. Ora, quello che mi tiene da dietro non tiene più il suo ginocchio contro la mia schiena. Si è seduto comodo e mi tiene tra le sue gambe, fortemente dal di dietro, come si faceva anni fa, quando si toglievano le tonsille ai bambini. L'immagine che mi viene in mente è quella. Perché mi stringono tanto? Io non mi muovo, non urlo, sono senza voce. Non capisco cosa mi stia capitando. La radio canta neanche tanto forte. Perché la musica? Perché la abbassano? Forse perché non grido. Oltre a quello che mi tiene, ce ne sono altri 3. Li guardo. Non c'è molta luce nel gran spazio, forse è per questo che mi tengono semidistesa. Mi sento calmo, sicurissimo. Che fanno? Si stanno accendendo una sigaretta. Fumano. Adesso, perché mi tengono così e fumano? Sta per succedere qualcosa, lo sento. Respiro a fondo. 2, 3 volte. Non mi snebbio. Ho solo paura. Ora uno mi si avvicina. Uno si mette alla mia destra, l'altro alla mia sinistra. Vedo il rosso delle sigarette. Stanno aspirando profondamente. Sono vicinissimi. Sì, sta per succedere qualcosa, lo sento. Quello che mi tiene da dietro tende tutti i muscoli. Non ha aumentato la stretta, ha solo teso i muscoli come ad essere pronto a tenermi più ferma. Il primo che si era mosso mi si mette tra le gambe, in ginocchio, divaricandomene. È un movimento preciso che pare concordato con quello che mi tiene da dietro, perché subito i suoi piedi si mettono sopra i miei a bloccarmi. Io ho sui pantaloni. Perché mi aprono le gambe con sui pantaloni? Mi sento peggio che se fossi nuda. Da questa sensazione mi distrae un qualche cosa. Subito non individuo un calore, prima tenue, poi sempre più forte fino a diventare insopportabile. Sul seno sinistro una punta di bucciore, le sigarette sopra il golfo fino ad arrivare alla pelle. Mi scopro a pensare cosa dovrebbe fare una persona in queste condizioni. Io non riesco a fare niente, né a parlare, né a piangere. Mi sento come proiettata fuori, affacciata a una finestra, costretta a guardare qualche cosa di orribile. Quello appoggiato alla mia destra accende le sigarette, fa 2 tiri e poi le passa quello che mi sta tra le gambe. Si consumano presto. Il puzzo della lana bruciata deve disturbare il 4. Con una lametta
Mi tagliano il golf, davanti, per il lungo. Mi tagliano anche il reggiseno. Mi tagliano anche la pelle in superficie. Nella perizia medica misureranno 21 centimetri. Quello in ginocchio, tra le gambe, mi prende i semi a piene mani. Le sento gelide sopra le bruciature. Ora mi aprono la ceniera dei pantaloni e tutti si danno un grande affare per spogliarmi. Una scarpa sola, una gamba sola. Quello che mi tiene da dietro si sta eccitando. Sento che si struscia contro la mia schiena. Ora quello in ginocchio, tra le gambe, mi entra dentro. Mi viene da vomitare. Devo stare calma. Calma. Muoviti, puttana, fammi godere. Io mi concentro sulle parole delle canzoni. Il cuore mi si sta spaccando. Non voglio uscire dalla confusione che ho, non voglio capire. Non conosco nessuna parola, non capisco nessuna lingua. Altra sigaretta. Muoviti, puttana, fammi godere. Sono di pietra. È il turno del secondo. I suoi colpi sono ancora più decisi, sento un gran male. Muoviti, puttana, fammi godere. La lametta che è servita per tagliare il golpe mi passa più volte sulla faccia, ma non sento se mi taglia o no. Muoviti, puttana, fammi godere. È il turno del terzo. È orribile sentirti godere dentro delle bestie schifose. È orribile sentirti godere dentro delle bestie schifose. Völkerstreit oder Hass untereinander, der wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf den sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris oder mit in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Es sind die
einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. Das Volk ist ja gekettet an seinen Boden, ist ja gekettet an seine Heimat, ist ja gebunden an die Lebensmöglichkeiten seines Staates, der Nation.
interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita.
possibile e drammatico bilancio di un attentato che ha colpito la metropolitana di Mosca lunedì mattina. Secondo le Le autorità... telecamere di videosorveglianza dell'aeroporto di Burgas lo hanno ripreso. Le autorità bulgare ne sono convinte. Lui, il kamikaze, l'uomo che ha fatto saltare in aria l'autobus dei turisti israeliani, uccidendo 5 poliziotto del posto. Una prima bomba è stata fatta esplodere alle 7:56 presso la stazione di Lubiana. La cosa certa è che l'assassino noto nell'attacco che aveva una patente americana falsa. Sembrava un turista come gli altri, non l'abbiamo ancora identificato, ma avrà avuto 36 anni, ha detto il ministro dell'interno bulgaro. Siamo in possesso delle sue istanze Kabul, un attacco suicida, caso strage di bambini riuniti in Europol, si trova la Forza Internazionale di Assistenza alla Sicurezza per vendere ai soldati dell'AISAF prodotti conoscenti. Ha colpito loro il kamikaze nei pressi del quartier generale della NATO con una moto carica di esplosivo, si sarebbe fatto saltare in aria proprio vicino all'inizio. Almeno 25 morti e una cinquantina di feriti. È il drammatico bilancio ancora provvisorio dell'attentato avvenuto venerdì mattina nel quartiere storico di Maidan a Damasco. Un kamikaze si è fatto esplodere a un incrocio nei pressi di una strada sopraelevata secondo le autorità siriane. Questa è la storia d'amore tra l'uomo bomba e la donna cannone. Lui era un uomo bomba, lei una donna cannone. Si innamorarono a prima vista. Lei veniva dal circo, lui da una facoltà di teologia. Lei era capace di far ballare i suoi 200 kg su un cavallo bianco. Lui di dimostrare l'esistenza di Dio. I due classici fenomeni da baraccone. Quando donna Cannone si spogliò e si stese sul letto, il suo corpo pareva una grande nuvola bianca e il suo vestito azzurro cosparso di stelle dorate copriva tutto il pavimento. Lui camminava piano per paura di calpestarle quelle stelle. Ma non ti spogli, disse donna Cannone. Bomba cominciò a spogliarsi molto, molto lentamente. Aveva vergogna e aveva paura. Aveva vergogna del suo corpo magro e della sua virginità di studente e aveva paura del giudizio di Dio. Dovevo scoppiare alle 7:30 davanti al supermercato, come potrò giustificarmi? Lei non rispose, chiuse gli occhi e aprì le gambe. Lui vide tra le gambe di donna Cannone una lunga ferita, senza sangue. Però allora le chiese donna Cannone: ma dov'è il sangue? Non c'è. Ma ti fa male? Ci saranno state delle rivendicazioni? Ma no, è lì da quando sono nata.
E lì dietro cosa c'è? Lì dietro non saranno mica le porte dell'inferno! Lei fece una voce rauca, bassa, un po' annoiata. Uomo bomba, allora, per superare l'imbarazzo, cominciò a staccare i candelotti che aveva attaccati al suo corpo. E ne mostrò uno. Donna Cannone? Donna Cannone, lo vedi com'è grosso? Veramente ho visto di meglio, rispose lei. Quando ebbe appoggiato tutto il tritolo sul comodino, uomo bomba in piedi, quasi nudo, vicino al letto, le chiese: Donna Cannone, posso tenere le mutande? No, tesoro, devi levarle! E se Dio ci guarda, meglio, ci vedrà nudi. Nudi è peccato, disse il ragazzo. È peccato, pensò mentre si sdraiava su di lei e cercava di abbracciarla tutta. È peccato, disse, mentre sentiva una piacevole erezione. È peccato, disse, mentre sentiva un piacere che veniva da lontano. Forse arriva da troppo lontano. Forse arriva dal cielo, disse il ragazzo per giustificarsi. Lei magnifica lo prese, come fa il mare con una barca. Lui imparava a stare a galla, dondolando, zitto e intento. E che silenzio! A parte il respiro, che silenzio! Che magnifico silenzio! I 6 candelotti furono ritrovati da una donna delle pulizie. Che perversi, disse. Li buttò in un cestino della spazzatura e chiuse la porta. Un'ora dopo, qualche metro più in là, ricominciava il circo. Vagina? Sì? L'ho detto. Vagina? Sì, l'ho anche ripetuto. Lo dico perché non è previsto che lo dica. Lo dico perché è una parola invisibile che spesso crea imbarazzo e vergogna. Lo dico perché ciò che non si dice resta un segreto. E i segreti, si sa, creano paura e miti. Dico vagina perché voglio che la gente reagisca. Vagina, vagina, vagina! Paola! Vagina, vagina! Scusa, vagina! Paola! Vagina non si può dire a teatro? Scusate. No? E perché? Ma vagina non è una parola pornografica, piuttosto è un termine medico che viene utilizzato per indicare una parte del corpo come
Testa, mano, piede! Non è pornografica ma è sporca, e se lo sentono le nostre bambine che cosa diciamo loro? Oh, potreste dire loro che hanno una vagina! E se non lo sanno già, potreste pure festeggiare la scoperta! Ma noi non chiamiamo vagina la loro vagina. No. No? No? No. E come la chiamate? Topina! Topina! Pesca! Merina! E cosina! Sono preoccupatissima per le vagine! Dico vagina perché ho letto le statistiche e so che ovunque succedono cose terribili alle vagine. Nel 2023 in Italia sono stati commessi 109 femminicidi e dall'inizio dell'anno se ne contano già 9. Negli Stati Uniti ogni anno 500.000 donne denunciano di aver subito molestie sessuali e nel mondo 100 milioni di donne hanno subito mutilazioni genitali. Dico vagina perché voglio che queste violenze finiscano e so che uno dei modi per farlo è lasciare che le donne ne parlino liberamente, senza la paura di punizioni o castighi. Sono sempre stata ossessionata dall'idea di dare un nome alle cose. Se davo loro un nome potevo conoscerle, dominarle, potevano essere mie amiche. Quando ero bambina avevo un'enorme collezione di rane di plastica, di ceramica, rane al neon, rane a batteria, e ognuna di esse aveva un nome. Glielo davo generalmente durante una splendida cerimonia. Circondate dalle loro amiche, le rivestivo di abiti sontuosi, le ricoprivo di lustrini, le mettevo di fronte al tempio delle rane e davo loro un nome. Col tempo sentii il bisogno di dare un nome a tutto quello che vedevo. Davo un nome a tappeti, porte, finestre, gradini e alla fine diedi un nome anche alle parti del mio corpo. Le mie mani, Maria, sembravano funzionali ed essenziali proprio come Maria. Chiamai le mie spalle Giovanna, forti e un po' battagliere. I miei seni erano Betty, non erano Valeria, ma non erano nemmeno brutti. Scegliere un nome per l'assotto però non era facile. Non era come dare un nome alle mani, no, era complicato. L'assotto era un posto vivo, non facile da disegnare. E quindi rimase senza nome, non domato, quasi sconosciuto. A quel tempo avevamo una babysitter, Sara. Una sera, mentre stavo facendo il bagno, mi disse: lava bene il tuo bottoncino. Non che il nome mi piacesse, non avevo neanche idea di cosa stesse parlando, ma c'era qualcosa nella sua voce e il nome rimase. Ebbene sì, il mio bottoncino. Sfortunatamente il nome mi seguì anche nell'età adulta. Nella nostra prima notte insieme dissi all'uomo che poi avrei sposato che Bottoncino era timida ma volenterosa e che avrebbe svelato tutti i suoi misteri se solo lui fosse stato paziente. Penso che rimase un po' interdetto, ma come nella sua natura stette al gioco. Una notte, durante un rapporto sessuale, lui la chiamò: Vieni, mia piccola Bottoncino! Ma lei non rispose, come se fosse improvvisamente scomparsa. Bottoncino, sono io, il tuo divertimento preferito. Nessun suono, nessun movimento. Allora la chiamai io: Bottoncino, ti prego, vieni fuori, non puoi farmi questo. Niente, nessun suono, nessuna risposta. Bottoncino era morta, muta, sparita.
marito bottoncino non comparve per giorni, settimane e poi mesi. Mi avvilì. Riluttante, andai a raccontare la cosa alla mia amica Teresa, che frequentava un nuovo gruppo di donne. Oh Teresa, Bottoncino non mi parla, non risponde ai miei richiami. Bottoncino? E chi è Bottoncino, il gatto? Mia Bottoncino. Non intenderai forse la vagina. La chiami così? Come la chiami così? Questo è il suo nome, cara. Piccola tesoruzio, la vagina. È tutto gira intorno alla vagina, Bottoncino. Vagina! Potevo sentire qualcosa che si schiudeva. Bottoncino non andava bene, l'avevo sempre saputo. Non evocava l'idea di apertura. Quella sera le abbiamo dato un nome, mio marito ed io, proprio come le rane, rivestita di abiti sexy, ricoperta di lustrini, messa di fronte al tempio del corpo, le candele accese, e cantammo la canzone della vagina, fatta di baci e di sfioramenti, e tutte le altre parti del corpo, Maria, Betty, Giovanna, sicuramente stavano in ascolto. Buono! Ricomincia! Oh, 3 e anche 4. Oh mio Dio! Sono qui! La mia vagina è arrabbiata. Davvero, la mia vagina è furiosa e ha bisogno di parlare, ha bisogno di parlarvi. Allora, cos'è questa faccenda? C'è in giro un esercito di persone che scogita modi per torturare la mia povera, gentile, amorevole vagina, che passa i giorni a fabbricare psicoprodotti per minare la mia vagina. Prendete i tamponi. Ma che diavolo è sta roba? Un tampone di cotone asciutto infilato dentro. Ma vi dico, perché non trovano un modo per lubrificare leggermente il tampone? Appena la mia vagina lo vede, si chiude, ha uno shock, dice lascia perdere. Dovete saperci fare con la vagina, prepararla alle cose. Sì, è tutta questione di preliminari. Dovete convincere la mia vagina, sedurre la mia vagina, suscitare la fiducia della mia vagina. Sì. Non potete certo riuscirci con un tampone di cotone asciutto. Vabbè, ma poi ci sono quegli esami. Ma dico, chi li ha escogitati? Deve esserci un modo migliore per fare quegli esami. Perché i guanti di gomma? Le staffe d'acciaio stile nazi? Per non parlare del freddo orrendo speculum che spinge dentro di te. La mia vagina è arrabbiata per tutte queste visite. Si mette sulla difensiva settimane prima. Si chiude, non si rilassa. Non mi fa innervosire. Mi dicono rilassi la vagina. Rilassi la vagina. Ma come potrebbe rilassarsi? La mia vagina è intelligente e sa cosa sta succedendo. Esami vaginali. A me sembrano piuttosto esecuzioni vaginali. Perché non trovano uno splendido, meraviglioso velluto rosso e non me lo avvolgono attorno? Non mi fanno sdraiare su una soffice coperta di cotone, non indossano attraenti guanti rosa o azzurri e non appoggiano i miei piedi su staffe di pellicce. E perché non riscaldano lo speculum? Insomma, lavorano con la mia vagina. Se la tua vagina si vestisse, che cosa indosserebbe? Una giacca di pelle, calze di seta, smoking da uomo, un foulard di cotone, un boa rosa, pizzi e affini, un kimono di raso, abito da sera,
ballerina, pantaleoni di felpa, una cascata di smeraldi, i jeans, cashmere, tacchi, una maschera di carnevale, lustrini, tatuaggio, un grande cappello, un'opera diamanti, tutto. vagina era verde, campi d'acqua rosa tenue, vento che muggisce, sole che si posa, dolce ragazzo che tocca il cielo con un morbido filo di paglia bionda. C'è qualcosa tra le mie gambe. Non so cos'è. Non so dov'è lì. Io non tocco. Non ora. Non più da allora. La mia vagina era chiacchierona. Non vedeva l'ora. Tante cose da dire. Parole parlate. Non posso smettere di gridare. Non posso smettere di dire di sì. Non da quando sogno che c'è un animale morto cucito là sotto con grossa lenza nera. E il cattivo odore dell'animale morto non si riesce a togliere. E alla gola tagliata e il sangue inzuppa tutti i miei vestiti estivi. La mia vagina che canta. Tutte le canzoni da ragazza. Campanacci delle capre che suonano canzoni. Canzoni della vagina. Canzoni del paese della vagina. Non da quando i soldati mi infilarono dentro un lungo e grosso fucile, con quella canna d'acciaio che annienta il mio cuore. Non so se spareranno o spingeranno ancora più su attraverso il mio cervello impazzito. 6 uomini, mostruosi dottori con maschere nere, che mi ficcano dentro anche bottiglie, bastoni, un manico di scopa. La mia vagina che nuota. Acqua di fiume. Acqua leggera. Sopra pietre cotte al sole. Pietre clitoride 1000 volte. Non da quando hanno fatto a turno per 7 giorni e hanno lasciato il loro lurido sperma dentro di me. Non da quando ho sentito la pelle strapparsi e fare rumori striduli come di limone strizzato. Non da quando un pezzo della mia vagina si è staccato e mi è rimasto in mano. La mia vagina che nuota. La mia vagina. La mia città natale. La mia vagina. Un umido villaggio ridente d'acqua. Loro l'hanno invaso, l'hanno bruciato e massacrato. Io non tocco adesso. Non ci vado mai. Io vivo in un altro posto adesso. Io non so dov'è adesso. La mia vagina. La mia città natale. La mia vagina. Un umido villaggio ridente d'acqua.
100 milioni di bambine e di giovani donne hanno subito mutilazione genitale. Nei paesi dove è praticato, soprattutto africani, circa 2 milioni di giovanissime ogni anno si aspettano che il rasoio o il coltello, un frammento di vetro, tagli loro la clitoride o asporti completamente, e di avere le labbra completamente o in parte cucite insieme con filo per suture o spine. Le conseguenze a breve termine di queste mutilazioni includono tetano, setticemia, emorragie, tagli nell'uretra, nelle parti vaginali e nello sfintere anale. Quelle a lungo termine, infezione uterina cronica, estese cicatrici che possono ostacolare a vita la deambulazione, formazione di fistole, aumento del dolore e del rischio durante il parto, morte prematura. Il tuo corpo, come se tu fossi una statua oscena, una fessura, una goccia di luce sufficiente per sapere che c'è ancora il sole per gli altri. Fa caldo, lei Hawa non si respira. Immagina di dover chiedere l'elemosina da sotto questo copriletto, allungando la mano che deve restare coperta, abbozzata, invisibile, o potrebbero spaccartela, o anche tagliartela. Nessuno può vedere il tuo viso. Antihar Majut. Così tu non esisti. Quella sera sono piombati a casa a cercare tuo marito, l'unico uomo che tu abbia mai amato, anche se era un matrimonio combinato fin da quando eri bambina. Sono entrati e gli hanno sparato col suo stesso fucile e tu hai cercato di difenderlo e loro ti hanno calpestato 4 uomini addosso davanti ai tuoi figli che urlavano di paura. Ma tu non esisti, perché vivi sotto un copriletto e non vedi il sole da anni ormai. Arrivano uomini barbuti, li puoi decifrare anche solamente dall'odore. Si avvicinano, ti ispezionano, ti insultano, perché i tuoi calzini sono bianchi e bianchi non vanno bene. Immagina di essere frustata davanti a gente che non puoi vedere. Non c'è aria, non respiri, non puoi vedere da dove arrivano i colpi. Mai. Non ti puoi difendere. Immagina con me, mai. Immagina di vivere in un paese in cui le risate sono proibite per tutte le donne, così come la musica. E i soli suoni che riesci a sentire
sono i pianti delle altre donne flagellate, ciascuna dentro il proprio buio, e allora pensi di essere impazzita, ma tu non esisti, non c'è più differenza per te. Ben al-Hayat wal-Maut, laysa hunaka ben al-Hayat wal-Maut, non c'è più differenza per te tra vivere e morire, così non provi nemmeno più a ucciderti per questa tomba che diventa ogni giorno più puzzolente. Io vivo qui. أنا في الشخم تخيل معي, io vivo qui. Un'immagine vuota che cammina. Io sono dispersa dentro l'inferno. Immagina di potermi vedere. Ero bella un tempo, grandi occhi scuri, mi riconosceresti. Mi Io c'ero quando la sua vagina si aprì. Eravamo tutti lì, sua madre, suo marito ed io. Ero lì nella stanza quando le contrazioni la costrinsero ad emettere strani versi da tutti i poli. Ed ero ancora lì, ore dopo, quando all'improvviso cacciò un urlo tremendo, fendendo con le braccia l'aria elettrica. Ero lì. E all'improvviso quella vagina si trasformò da timida apertura sessuale a vaso sacro, pozzo profondo con un minuscolo bambino nel fondo che attende soltanto di essere salvato. Vidi i colori della sua vagina, li vidi cambiare. Vidi l'azzurro livido e rotto, il rosso pomodoro che ribolle, il rosa grigio, il bruno. Ero lì. E all'improvviso quella vagina diventò una grande bocca lirica che cantava con tutta la sua forza. Prima la testa, poi il braccio, grigio e penzolante, poi il veloce corpicino che nuota svelto verso la vita. Ed ero ancora lì, quando guardai quella vagina gonfia e lacera mentre il dottore la ricuciva con calma. Io ero lì e quella vagina diventò un grande cuore, rosso e pulsante. Il cuore è capace di sacrificio. E così la vagina. Il cuore sa perdonare e riparare. Può cambiare forma per farci entrare, può allargarsi per farci uscire. E così la vagina. Può soffrire per noi e tendersi per noi. Può sanguinare per noi e sanguinolenti metterci in questo difficile mondo meraviglioso.
E così la pagina. Io ero lì nella stanza. Io c'ero